Agnese mo pensava e ripensava, cercando nutraniella appropriata. Sbarianna quei pensieri, studiava come facesse o povero curata, perché per combinare stu sposarizio bastavano 2 sole testimoni annando a donna Bondia. Che servizio! Sapeva di, in presenza di sti persone, questa è mia moglie, questo è mio marito. E ditto in fatta se faceva o fatta. Non era un sistema assai pulito, ma poi non era manco un misfatto. Però sapeva fare una cosa lesta e senza far sapere niente a nessuno, che la gente de scombine chiude la peste, tutti i progetti fatti, a uno a uno. E a così fuia. Agnese, entusiasmata, con Renzo e sto progetto ne parlaia, che subito approvai che l'ha pensata. Sta cosa, ovvero appare tutte i guai. Ma i testimoni, addimannai Lucia. È cosa bella e fatta, rispondette innamorata. E salutai e via, con manulamp a quella casa ascetta. Ietta trovato donna, nu scursone che aveva da pappitte in un giardino a donna Bondio, ancora nu pesone e non teneva a faccia in un quadrino. Insieme a Totonna stevo frate, che erano miesu sciamunito, poveriello, o spassa e tutta quanta a guaglio nera, ma per testimonià gli faccia a miella. Renzo, che si sentiva a freva in cuolla, contai che lo progetto a tutte e due, che con tono e voce molla dicettero «Vabbè, venimmo noi, però sta cosa avimmo a festeggiare, ma si capisce». E Renzo si portai dinda cantina a bevere e a mangiare. E là, dopo il caffè, continuai. «È proprio chiaro ogni procedimento?» Totonna rispondette «Sì, signore». Renzo la deva per ringraziamento e per di supplicarsi do favore e 25 lire do persona che stu buonom e debita teneva co previta. Contenta, sta micona, nato un bicchiere di vino, se faceva. O Grise mo, che s'era sbilanciato con Don Rodrigo, danno per sicuro che la figlia Agnese ci avarria portata dinto castiello, se facette scura, nera, più nera ch'ella che era, appena vedette che Lucia non stava là. Si manteneva allerta a malapena e non teneva a forza di ricatà. Ma poi si ripigliaia e dopo poco dinda sta casa mamma cammuina e a stemma scassa a lucche fuoco pareva a guerra e troia e carruina e dopo a sfuriata o Grise e amici facettero una trista ritirata. Stufatta a Don Rodrigo chi ciò dice? Sai come piglia duro sta intrunata? E fui proprio a così. Minacce e truone sputai da vocco conto infuriata, po' risultati che la spedizione addavantaia una serpe, nu dannata. Mo a vita sta a sentì che il Agnese aveva preparata o parrucchiana. Fu una pensata igienica che o paese o facette spassava un'anna sana. Appena che a compricca l'arrivaia, Renzo e Lucia, Agnese e lui compare, a casa di donna Bondia, a cominciare Totonna con parole forti e chiare a dire che era venuto per l'affitto scaduto do giardino e non pavata. Perpetua s'affacciai e «Zitta, zitta!» dicetta, «siete proprio scrianzata! Vi pare che sto allora a scucciare la gente?» Ma poi, pensando ai sordi, che ovvero o sapo pataterna solamente quella che il voto sa da fa pave, con aria rassegnata, o maniglione la paia a re da porta e due compare facette tra sì dinto cammarone. Mai sospettava che lo malaffare. Mentre tutto il progetto camminava, a scena un portone a dove a nascosto co iennere e che la figlia si trovava Agnese, con accortenza, va
e s'accosta e per tenere perpetuo fuori la stanza trova un paraustiello buono assai. «Cummara mia», dicette cu crianza, «io v'aggia confessare che proprio mai aggia creduto a quello che si dice, però si dice, e io tengo dovere v'avvisà. Chiudune certi amici e stu paese, quando è stata ieri, antisedia a Peppino Solavecchia che dopo solamente 2 settimane e corto ve l'assai dicendo è vecchia, è una mogliera vecchia, ma anche cane. Che stu parlà, crudele e abbalanata, l'aveva accisa tutte le muerte sue. Che buciardona! Io l'ha già allontanata a che lo sgorbia, a che la capevoia. Agnese Conta aveva fatta buona, era filata tutta con malluoglia e co pretesto vera marpione, e le spiegà chiù meglio che l'umbroglia, pigliaia sì perpetuo con una mano e sempre chiacchiarian sa portaia lontana a quella casa, chiano chiano. Non ci pensate, non so chi ste guai, anna per pe. Cercava la furbacchione da confortà e cu chiacchiere impapate chiù ampapucchiava quella bonaccione ndramenda a donna Bombia e fidanzata cercava nella faghi lo giuchetta. A questo punto infatti innamorata, accortamente, per non da sospetta, a scettera addo stevano acquattata e s'imbizzaina dinda addo curata. Ci stevano già là Totonni e Eufrate che zitta e muta, l'una a fianco all'altra, in coppa all'attenti, come a 2 sordate, guardavano una Bombia che, assettata, steva scrivendo foglie da quietanza per i sordi che l'avevano portata. Ci steva poca luce dinda la stanza, perciò quando curata l'occhio ai sai a coppa tavolina, Renzo pronto a farle chi lo tira si truaia, quel che succedette mo vo conta. Poltrona, calamare, penna e carta, tutto per l'aria. Ah, povero Pievano, sta a Lucca, sta a Moina, ma a qua parte bene stu terremoto? O sacrestano, cercando di capire, s'addimannava. E notte son govere cose strane, e suspettando una disgrazia grave, corretta a scampanià tutte le campane. A gente mo, scetata a tanto suono, ascetta dinte casa per purà che era successa. Intanto a quello truone che aveva fatto o munna reputà, perpetua inghiantai Agnese, e l'est se ne tornaia a casa do padrone che smaniava fuori una finestra per far convinta la popolazione che niente era successo, proprio niente. Sciocchezza, figli miei, una fesseria, tornate a casa vostra, brava gente, tornate a venna con Gesù e Maria. E approfittando da confusione e a lucca provocata a sti pasticci, Renzo e Lucia insieme coi testimoni scappaiano per luarsi a miezza impiccia. Agnese steva sconsolata assai e non vedi che la povera Lucia e non parlammi Renzo per sti guai steva distrutta. Che vigliaccaria che aveva una patì, che bruttizzella a certa lo voleva far spallare. A chi guardava sti 3 poverielli parevano ritratta da pietà e patramente stanchi e addolorata pensava ognuno in loro a stu malanna vedette riveni tutte surate non putielle Agnese che affannanno ricetta in faccia a zia. Vi manna di padre Cristoforo assolutamente a casa vostra non c'ha vita che è stata combinata malamente. Perché? Perché un vecchio servitore, Don Rodrigo, aveva confidato che a conto chiappa e bisi a crastatore un brutto scherzo aveva preparato a danni che la povera Lucia. Per sta ragione o serve consigliava e spatrià e trovava pace e armonia lontana a Don Rodrigo che inguidava. Dindo convento subito. O priore, che s'era con un'amica già accordata, aveva fatto in un par d'ore passare polaca e ghia a che lato lato. Poi, nato brava amica, là arrivata, era già pronta per la dare una mano, fino a quando non l'avesse sistemata. Renzo a 2 certi muonaci a Milano, Lucia a Monza,
dintano convento e Agnese a casa di certa buona gente. Che luna bianca, un'ombra legge e viente, o cielo era un manda trasparente.